Ebrei, capitolo 8. Un nuovo santuario e nuova alleanza. O punto più grosso di tutto quello che noi stiamo dicendo è questo. Noi teniamo un sommo sacerdote così rosso che sta settato diritto al trono di Dio, che regna in dei cieli. Issa fa cerimonia solo in quello santuario vero, che è stato fatto dal Signore, e non in quella tenna e l'alleanza che era stata fatta all'uomo. Ogni sommo sacerdote o viene uscito per fare offerte, reale, di sacrifici. Pure un osso per questo ha da qualcosa che ha da fare innanzi a Dio. Se Gesù fosse ancora in coppa a sta terra, non potrebbe essere manco un prevede, perché non ci stanno già chi li prevede, che fanno tutti quei sacrifici, che sono stati fissati in la legge Mosè. Ma la cerimonia di questi prevede è solo una figura in ombra di tutto quello che succede in cielo. Perché conta pure per loro tutto quello che Dio ricetta a Mosè quando stava per costruire la tenna e l'alleanza. Guarda e fa ogni cosa tale e quale a quella figura che è stata mostrata in coppa mondo. Cristo, un mediatore e l'alleanza migliore. Mo Gesù invece ha ottenuto a Dio una missione ed è un potere nuovo che è assai più rosso, che l'essere osanzare in alleanza assai più meglio, perché ha radicato in coppa a tutte quelle promesse che passano nei parecchi tutte quelle promesse prima. Perché se che la prima alleanza fosse stata perfetta, non sarebbe stata necessaria la fa cagnà canata. Dio invece, che angariando il popolo suo, dice: o viccan, verranno giorni, dice il Signore, quando gli farà un'alleanza nuova, che tutto il popolo di Israele e che strepegna Giuda. Non sarà come quell'alleanza che facevi tu con tutti i padri loro, quando pigliai per mano e facevi tasciare dall'Egitto. Perché loro non mettettero in pratica quell'alleanza. E proprio per questo io non mi curai più di loro, dice il Signore. Questa alleanza nuova, che è con cura da raggio con tutto il popolo di Israele, roba a chi gli giorni, dice il Signore. Mette a raggio le legge mie, rinda a capo a loro. E scrive a raggio rinda a cuore loro. Io sarò Dio loro, e loro saranno popolo mio. Nessuno più avrà struie i suoi suoi, nessuno avrà riso più avvicino frate suoi, sforza di conoscere il Signore. Perché danno tutto quanto potranno conoscere, lo più piccerilla a chi lo più grosso. Io perdono a raggio i peccati loro, e non mi ricordo a raggio più e tutti i peccati loro. A così Dio parla in alleanza nuova, e proprio perché questa ricetta che è stata passata che l'alleanza di prima. E quando una cosa è vecchia, antiquata, la manca poco tempo ancora per essere luata a mezzo per sempre.